Questo sembra scritto più gossip che politica, e forse se avessimo parlato di Noemi o della D'Addario, D'Addario, ma come cavolo si chiama, magari ci avreste guardato di più, e anche questo, pensateci un attimo, forse è grave, però insomma, non parlando del referendum, mancano 10 minuti alla fine della trasmissione, non parlando del referendum nel senso, cioè, delle vostre opinioni, ma è giusto che di questo referendum, cioè, se ne parli comunque così poco e sia quale? Hai fatto 3 il non accettare la scheda? Ah, non accettare la scheda perché è come non votare, insomma, cioè, mi sembra follia, insomma. Adesso ne parlavamo ora durante la pausa pubblicitaria tra noi, al di là del merito di questi referendum. Di questi referendum si è parlato poco, la gente è mediamente poco informata e i temi sono anche, non aiuta il fatto che i temi siano molto tecnici e particolarmente abrogativi di una legge, ma c'è un problema più a monte, e cioè delle sorti che hanno avuto, se ne accennava prima, molti referendum che i cittadini hanno votato e di cui poi il Parlamento o la magistratura hanno fatto carta straccia. No, scusa. Si parlava, no, fammi finire, si parlava di quello del finanziamento pubblico. Al 97% i partiti avevano detto non andate a votare, manteniamo il finanziamento pubblico, è stato abolito e lo ripristinano sotto forma di rimborso elettorale quintuplicato. Responsabilità civile dei magistrati, referendum Tortora, mai applicati, mai un magistrato ha risposto. Sì, no. Privatizzazione della RAI, ti assicuro che... mai applicato. Allora il problema è che ci sono troppi referendum. Sì, no, ma... politiche agricole perché aveva cancellato in maniera un po' folle, perché in Europa andare con 20 assessori regionali era un po' folle. Cioè, io voglio dire una cosa, che su questo c'è una grande responsabilità ai radicali, perché il referendum è stato introdotto... Ma se i cittadini votano una cosa e il Parlamento fa il contrario. Mi fai finire di parlare? No, scusa, finendo il ragionamento. No, ma allora, il referendum è stato introdotto quando è passata la legge sul divorzio in Italia. La condizione per far passare la legge... Mi lasci finire di parlare? No, visto che non interrompe mai gli altri. Allora, i primi referendum hanno avuto hanno suscitato una grandissima passione, il referendum sull'aborto, sul divorzio, al di là delle posizioni che c'erano. Il Partito Radicale ha scelto di utilizzare il referendum come strumento su tutto, perché si è fatto il referendum appunto persino sul concordato, la svalutazione di questo istituto ha fatto sì che poi a un certo punto si è compreso con il referendum sulla caccia da parte dei cacciatori, che erano una piccola organizzazione ma molto organizzata, che far saltare il quorum di fatto faceva saltare l'istituto. Da allora non è più passato un referendum. Volete riflettere su questo elemento, sul fatto che oggi il... Io non concordo. Scusa un secondo, sentiamo che altri sul referendum, Motti? Io ho fatto un mio sondaggio personale su una ventina di persone e di mezza età, tutti ricordavano esclusivamente il referendum sull'aborto e sul matrimonio. Fine, basta, perché il vero problema secondo me è che i referendum di oggi sono incomprensibili, ma soprattutto quello che capisce il cittadino è che non servono al cittadino ma servono alla politica, appunto. È per questo che la tendenza è quella di non viverli con partecipazione, è per questo che lo strumento abrogativo da un certo punto in poi la gente non va neppure, ma perché non lo sente come strettamente collegato a un proprio interesse reale. Chiedo scusa, perché non vorrei mai avere la stessa fortuna di Obama, che ha ucciso, chiedo scusa, cioè che ha un bicchiere vuoto, che ha ucciso la mosca in diretta, perché noi abbiamo, incredibile, una lucertolina che ho recuperato, che vorrei salvare perché non venisse schiacciata. Non so se riusciamo a farla vedere. Era in studio, cioè io non sono bravo come Obama, prima se ne parlava, si riesce a vedere dentro? Non vorrei che mi saltasse fuori, perché ecco, la vedete, ecco, girava per lo studio, adesso lei non è molto contenta di essere qua, però almeno le ho assicurato che non verrà schiacciata. Questo sarà il momento, sarà l'apice degli ascolti, ne sono convinto. Canciare il suo referendum, me la bevo. Prego, altri. Voi dite sul referendum, vado a mollare, io mi sento dallo studio, no, c'era postato. Ma possiamo parlarne o... Sì, no, non possiamo parlarne, cioè, sul fatto che non possiamo parlarne. Sembra incredibile, sul fatto che non possiamo parlarne. O meglio, bisogna essere gli alchimisti e io non mi sento all'altezza di essere così alchimista. No, credo che certi referendum non dovrebbero esserci. Io credo di essere democratico, credo però abbiamo delle deleghe, le deleghe dobbiamo esercitarle. Io capisco certe situazioni particolari, sono state richiamate 2 situazioni importantissime, però qua dimostra che la politica non riesce a mettersi d'accordo e a chiudere una vicenda sulla legge elettorale con una certa serietà e si avvale oppure si maschera
dentro questo strumento. Guardate, la legge sui finanziamenti dei partiti, cioè quel referendum famoso, è l'emblema di ciò che fa la politica. Cioè si prende gioco della gente. Cioè io veramente sono... Sarebbe bello pensare che fosse il passato, non più il presente. No, è vero. Io trovo per esempio che se si facessero dei referendum su quello che i cittadini capiscono, per esempio trasformiamo tutte le regioni in regioni a statuto speciale e quindi diamo autonomia ai territori e eleviamo al rango di parlamenti i consigli regionali per ridurre praticamente a zero il Parlamento nazionale a un ruolo esclusivamente di raccordo nazionale, lo capirebbero tutti e andrebbero a votare. Nel 94 andarono a votare nell'80%, 85% degli aventi diritto per dare una spallata al sistema partitocratico, perché era un referendum comprensibile. Questo referendum non solo è incomprensibile, ma per di più è qualcosa di lontanissimo da loro. Il problema è che non riusciamo a fare informazione. Perché ci fosse un referendum che istruisce... Il problema, per quanto mi riguarda, è il dispiacere di non poter fare informazione. Sì. Abbiamo fatto una trasmissione e subito qualcuno ha alzato la testa per dire... Però se tu dicessi mettiamo le preferenze personali e facciamo eleggere i parlamentari dal popolo, vanno a votare. Questo referendum non lo capisce comunque nessuno. sia, se il referendum c'è, sarebbe bene poter fare informazione. Io intanto mi guardo la mia lucertolina,